Abbiamo il sospetto che c'è qualche medico, non uso l'aggettivo collega, che sta praticamente facendo una specie di mercato dei Green Pass, certificando una vaccinazione che in realtà non è avvenuta. E quindi abbiamo allertato su questa cosa anche le autorità. Un sospetto che si allunga come un'ombra sull'operato di alcuni professionisti, 1-2 casi, spiega Domenico Crisarà. A certificare vaccinazioni mai avvenute sarebbero stati medici della provincia di Padova, regolarmente iscritti all'ordine, comportamenti che in caso di prove certe porteranno a provvedimenti severi. Un'attenzione da parte dell'ordine provinciale che continua a 360 gradi. Abbiamo anche delle segnalazioni in cui persone, medici che si sono anche in un primo momento sono stati sospesi, sono stati vaccinati, continuano a portare avanti delle idee di certe organizzazioni che nulla hanno di scientifico e che confondono assolutamente le acque, rendendo ancora più difficile la questione della vaccinazione e dei Green Pass. Sono 52 per ora i medici sospesi in provincia di Padova, 4 sono medici ospedalieri, gli altri sono medici di famiglia o liberi professionisti, 9 quelli reintegrati. Ogni comportamento contrario all'etica professionale sarà sanzionato. Al di là della libertà di non vaccinarsi che è riconosciuta, che però non si concilia con la possibilità di fare il medico, perché un medico non vaccinato non può farlo. E noi stiamo anche monitorizzando i comportamenti di tipo deontologico che potrebbero portare a provvedimenti molto più pesanti perché si arriva alla radiazione. Una delle cose più gravi è che consigliano delle terapie, delle cure, soprattutto cure domiciliari, che non hanno una rispondenza nella letteratura scientifica, nella comunità scientifica, non sono provate.